Salve a tutti, ospite d'eccezione dell'approfondimento di oggi Elena Donazzano, l'assessore alle politiche dell'istruzione, alla formazione e alle politiche del lavoro della Regione Veneto. Combattiva, determinata, reduce proprio in queste ore da un incontro estremamente importante sul mondo del lavoro. Devo dire che durante la crisi lei ha tenuto la barra dritta e si è data molto da fare. Assessore Donazzano. Grazie di cuore, veramente. Assessore Donazzano, allora parliamo dei giovani che hanno bisogno di lavorare. È una delle grandi emergenze della nostra società ed è riconosciuta anche a livello europeo ormai come strategia per colpire, diciamo, quelle che sono le debolezze di una grande realtà economica e sociale qual è l'Europa, e in Italia questo è enfatizzato. Oggi la disoccupazione giovanile preoccupa moltissimo e le politiche dedicate ai giovani devono essere molto efficaci. In Veneto, a onor del vero, la situazione è meno grave di quanto non sia nel resto d'Italia. Purtuttavia, quando tu hai un ragazzo che fa fatica a trovare lavoro, che pesa sulla famiglia, deve diventare una scelta anche delle politiche regionali ed è quello che abbiamo fatto in questi anni, sia sul fronte della scuola che sul fronte del lavoro. Ecco, e in particolare in queste settimane è importante pensare a dei progetti che potrebbero essere finanziati dall'Unione Europea. Cosa si può fare per i giovani? Cosa si può chiedere all'Unione Europea? Guardi, l'Europa ci ha dato l'abbattimento del livello di disoccupazione ritenendo gli stati più delicati quelli che hanno una disoccupazione al 25%, l'Italia è all'interno di questa. Noi Veneto cosa abbiamo fatto? Abbiamo dedicato le importanti risorse che l'Europa mette a disposizione con il progetto chiamato Garanzia Giovani. Si tratta di 84 milioni di euro per il solo Veneto. Noi abbiamo però voluto dedicarli massicciamente a due cose in particolare. La prima è quella della presa in carico della persona. Di ogni ragazzo dobbiamo sapere qual è stato il percorso scolastico, i percorsi di esperienza lavorativa, quali sono le aspettative, insomma costruire un curriculum che possa essere poi presentato alle aziende, e dall'altra parte dobbiamo fare in modo che le aziende ci dicano: siamo disponibili a prendere in prova questi ragazzi. La Regione si mette lì in mezzo e le risorse serviranno per far provare esperienze di lavoro ai giovani. È dimostrato che quando una persona, un giovane in particolare, fa un'esperienza di lavoro più d'una, anche diversa nella vita, poi aumenta il suo bagaglio di competenze. Quindi accanto al titolo, che scuola hai fatto, qual è stato il tuo esito finale, l'importante oggi è dimostrare le esperienze fatte. Tante volte ci si sente dire: non prendo questo ragazzo perché è troppo giovane. Ecco, lì la Regione incentiva a fare esperienza sia l'azienda che i giovani. Ecco, i ragazzi che ci stanno ascoltando in questo momento, che cercano lavoro, cosa devono fare? Devono cercare il sito internet della Regione per riuscire ad accedere? Questa domanda mi piace perché l'istruzione per l'uso con le nostre televisioni locali è importantissima. Istruzioni per l'uso, in questo caso il giovane può recarsi a un centro per l'impiego o una delle agenzie per il lavoro, le tante che si vedono, con quelle che insomma si occupano proprio di fare incontro domanda e offerta di lavoro. Si presentano lì, chiedono di avere informazioni su Garanzia Giovani, le scuole devono dare queste informazioni. Stiamo costruendo anche una rete comunale in modo che una famiglia possa andare a chiedere anche le prime informazioni nei comuni. Lì viene preso in carico, cioè gli viene fatto un colloquio vero e proprio, il primo colloquio dove si fa la fotografia di questo ragazzo. Al termine di questo lui o lei verrà chiamata per fare un'esperienza di lavoro. L'obbligatorietà di questo progetto, che è molto interessante, è che entro i 4 mesi dal primo colloquio questo ragazzo dovrebbe avere una opportunità di lavoro. Ora, la parte più difficile è quella che riguarda la Regione, è quella che riguarda le associazioni di categoria, il mondo dell'impresa, perché è chiaro che per fargli fare un'esperienza di lavoro dobbiamo trovare un posto di lavoro disponibile, magari non per tutta la vita, però intanto per aprire le porte a questa esperienza lavorativa. Ecco, abbiamo ancora un altro minuto, parliamo un momento della formazione, anche se poi dedicheremo un altro approfondimento a tutta questa questione. Se qualcuno vuole, dopo la laurea, magari fare un corso di formazione particolare offerto dalla Regione, cosa deve fare? Anche qui abbiamo veramente una possibilità che alle volte non è nota, ma è veramente importante. Io suggerisco di scegliere il canale della prima informazione che noi abbiamo come sito internet della Regione, che è www.clicklavorovveneto.it.
lì ci sono tutti i corsi di formazione possibili. La Regione non fa formazione, la Regione mette a disposizione i percorsi e poi c'è una sorta di libero mercato ma ordinato e organizzato e verificato dalla Regione del Veneto, dove una persona può andare appunto ad accedere a una formazione che spesso è finanziata con soldi pubblici e in altri casi è a pagamento del privato. Insomma, speriamo di essere stati utili a questi ragazzi che cercano lavoro, speriamo che ci ascoltino quando diamo delle indicazioni e che ci seguano, perché davvero potrebbe annidarsi all'interno di questi suggerimenti qualche destino buono e brillante. Grazie Assessore. Grazie a voi.